Stiamo passando l'intero mese di Ramadan chiusi in casa. In questo modo abbiamo molto più tempo da dedicare all'orazione, alla lettura del libro sacro e a imparare cose nuove sulla religione. Non c'è la possibilità di poter pregare insieme al resto della gente, in moschea, con la presenza di amici, e siamo tutti soli soletti. Mai e poi mai avrei pensato che quei 4-5 giorni di vacanza di carnevale a fine febbraio sarebbero diventati 4-5 mesi di quarantena chiusi in casa. Non solo la vita scolastica è cambiata, non solo le lezioni che facevamo in aula con il professore sono diventati meeting online, ma tutto ciò che all'inizio era normale non era più normale. Ora c'è sempre quella paura dell'avvicinarsi troppo a uno sconosciuto in un centro commerciale, c'è sempre la paura dell'aver toccato qualcosa di sbagliato e c'è sempre quel passo che dobbiamo tenere indietro perché noi non sappiamo quello a cui possiamo andare incontro avvicinandosi troppo a una persona che non conosciamo. Speriamo di riuscire a passare questa situazione e di poter tornare come eravamo prima. Abbiamo perso il gatto. Questa notte è uscito di casa e lo stiamo cercando. È la prima volta che metto piede fuori di casa dall'8 marzo ed è la prima volta che metto una mascherina. Sinceramente non era il modo in cui volevo cominciare a farlo. Come sto passando questa quarantena? Non lo so. Alti e bassi. Ho pianto spesso e sono stata spesso stressata, triste. Mi manca abbracciare le persone. Una delle cose più difficili in assoluto è quella appunto di non avere nessuno al proprio fianco se non la nostra famiglia più stretta. Come sto affrontando la quarantena? So solo che mi manca la mia normalità. Non pensavo di avere delle abitudini, perché ogni giorno prima di ora facevo qualcosa di diverso. Ma ora mi accorgo che quei piccoli gesti erano le mie abitudini e mi mancano. Qualche volta il tempo sembra che si fermi e questa cosa mi soffoca. Ho paura? No, ma ci sono delle volte in cui mi chiedo se questa quarantena non finisse e durasse per sempre.